Allora, rieccoci qua. No, Maria Pistorello toccava. Sì, volevo a completamento di quanto diceva Daniele prima, delle persone che sono interessate a presentare i RED, che RED è un acronimo che sta per redditi, è l'inizio della terminologia redditi. Sono quelle persone che sulla propria pensione hanno delle prestazioni che sono legate al reddito. Per esempio, faccio un esempio perché non sono tutti i pensionati che sono interessati a presentare il RED, sono quelli che hanno la pensione integrata al minimo, che quella pensione che con i propri contributi non arrivava alle 500 euro al mese, per capirci. Poi sono quelli che hanno diritto alle maggiorazioni sociali, all'incremento, agli assegni familiari, magari per un congiunto. Ecco, queste persone devono annualmente presentare questo che si chiama modello RED. Per chi fa la denuncia di redditi va in automatico anche il RED, quindi tutti i pensionati che hanno queste prestazioni aggiuntive sulla pensione, che fanno la denuncia di redditi, non sono interessati a presentare il RED. Però ecco, se nel caso dovesse capitare che a un pensionato dovesse arrivare la lettera dell'INPS in cui gli si scrive: guardi che siccome non ha presentato il RED per gli anni passati le interromperemo queste prestazioni aggiuntive, ecco, i pensionati sappiano che la pensione continuano a prenderla, però c'è il rischio che non prendano più l'aggiunta se non si mobilitano subito venendo nelle nostre sedi, perché attraverso il patronato INCA attraverso il CAF gli facciamo fare la presentazione del RED. In questo caso il CAF presenta il RED normalmente, se arriva la lettera invece che vengano da noi allo SPI-CGIL, dopodiché attraverso il patronato INCA invece si produrrà una richiesta, si chiama di ricostituzione della pensione. Volevo però tornare un attimo sull'iniquità del fatto che l'INPS, invece di scrivere come ha sempre fatto: guardi signore che lei è in ritardo con la presentazione del RED, quindi lo presenti, non so, entro 60 giorni, come succedeva gli anni scorsi, che poi altrimenti corre il rischio che le interrompiamo la prestazione. No, adesso arriva questa lettera già che interrompe con i termini per interrompere la prescrizione. Su questo è una cosa gravissima. Noi ci siamo mobilitati, no, è una cosa legittima, sì, visto che lo hanno potuto fare, da questo punto di vista, vabbè, si vede che lo possono fare, ma noi, mai fidarsi, noi assolutamente non siamo d'accordo. Tra l'altro proprio nei giorni scorsi è stato firmato un protocollo a livello nazionale tra l'INPS e le organizzazioni sindacali di rappresentanza dei pensionati, per migliorare, come posso dire, i rapporti tra l'ente e i rappresentanti dei pensionati. Ecco, noi contiamo anche attraverso adesso questo mezzo, che neanche 10 giorni fa è stato firmato questo protocollo, e attraverso il tavolo che abbiamo con il Ministero del Lavoro contiamo proprio di intervenire da questo versante, in modo che il rapporto che l'INPS ha con i milioni di pensionati sia un rapporto, come posso dire, più che va sul positivo, cioè io ti aiuto a modificare una situazione un ostacolo che ti impedisce di avere per intero i tuoi diritti, e non ti comunico la cosa quando ormai magari ti metto nelle condizioni per cui per qualche mese ti interrompo quei diritti, dopo magari te li do lo stesso perché te li do sotto forma di arretrati, ma per certe famiglie avere 100 euro in meno un mese per 2 mesi è una cosa molto grave, ed è una cosa sulla quale non possiamo passare sopra. E ritorniamo al solito discorso, anche perché molte famiglie sono di sostegno ai figli che non hanno l'occupazione. Questo lo sappiamo, grazie al fatto che ci sono tanti pensionati veramente che sono generosi nei confronti delle loro famiglie, non solo dal punto di vista economico, perché tantissimi, la crisi, lo sappiamo, i dati sulla disoccupazione ci ritornano ancora una volta un dato
terribile per quanto riguarda la disoccupazione giovanile, perché è superiore al 40% ci dispiace dirlo, perché questo dato non è certamente un dato positivo, ma è un dato che alla fine, quello dei nonni che sostengono le famiglie dei figli e i nipoti con loro, è un dato che però lo dobbiamo dire, lo dobbiamo rendere noto. Purtroppo, in mancanza di ammortizzatori sociali, di un reddito, come posso dire, di sopravvivenza per coloro che non ce l'hanno, che sono giovani, intervengono i nonni. Non è giusto, perché se dobbiamo dirlo, questo non sarebbe giusto, però purtroppo la realtà dei fatti è questa. Ecco, io ve lo chiedo perché adesso mi era venuto in mente, mentre parlava, anche di un'altra domanda che ci è stata fatta da un paio di telespettatori, e non so chi di voi due può risponderci effettivamente. Tempo fa si parlava, tra l'altro leggiamo il messaggio, svegli italiani, non lo capite che non c'è più niente da fare, i tavoli di trattativa servono a Renzi solo per prendere tempo, noi siamo solo la loro fonte di denaro, come chiedere ad una sanguisuga di smettere di bere sangue, impossibile. Ai noi. I tavoli di trattativa con Renzi non ci sono. Non ci sono, quindi li abbiamo con il ministro del lavoro. Purtroppo non ci sono. Adesso questa affermazione del nostro ascoltatore, purtroppo questo è un dato vero, va sottolineato, perché noi pensiamo che abbiamo attraversato molte situazioni di crisi, però abbiamo sempre trovato dei meccanismi per uscire da queste situazioni. Qui la situazione proprio viene meno quel rapporto, e c'è il tentativo di rappresentarsi come l'uomo solo al comando, ecco, insomma, e venir meno quella relazione sociale, quindi dare risposte direttamente. Il problema è che queste risposte non vengono, questo è il punto, perché insomma, a parte che non lo condividiamo comunque, però non è che c'è una soluzione, che i dati occupazionali in questo Paese non è che sono esaltanti, anche il Job Act, poi ne parleremo, eccetera, non è che ha risolto i problemi strutturali, perché anzi siamo in una situazione dove ci sono delle trasformazioni di contratti in essere, non di nuova occupazione, perché in realtà il problema è che bisogna creare lavoro, cioè bisogna determinare le condizioni perché si riattivi un mercato del lavoro che si basi sull'espansione dell'attività, perché se c'è espansione di attività c'è lavoro, se no altrimenti stiamo parlando sempre della stessa minestra riscaldata. Ecco, alcuni telespettatori ci hanno scritto chiedendo a voi consiglio sul fatto di andare a vivere almeno 6 mesi all'estero in certe realtà europee dove tra l'altro viene accreditata la pensione, non viene tassata, eccetera, e quindi proprio per poter sopravvivere, perché qui si parlava, il termine che mi ha colpito effettivamente era sopravvivenza, con una pensione che qui non consente neanche indignitosa, cioè ben sotto i 1.000 euro. Quindi queste persone hanno fatto i loro calcoli, andando all'estero potrebbero vivere dignitosamente. Chiedendo, ma c'è il rischio che si intervenga su queste persone che poi vanno a vivere all'estero improvvisamente, con effetto vengano privati della pensione in toto, guardi, eccetera? Io sono del parere... È stata un po' la domanda. Sì, no, adesso qua siamo sul campo delle opinioni, nel senso che se uno decide di andare a vivere all'estero, fa una scelta di vita di un certo tipo. Sono migliaia di persone, il governo ha minacciato, insomma, ha fatto capire che si potrebbe arrivare ad intervenire per togliere quelle prestazioni, cioè, siccome non c'è il versamento di alcune prestazioni, di togliere quelle integrazioni che vengono date a queste pensioni. Però guardi, io penso che lì il tema sia stato anche molto gonfiato dal sistema comunicativo, perché in Italia ci sono milioni e milioni di pensionati e di persone che vivono di reddito da pensione. Che vanno a vivere all'estero, stiamo parlando di numeri
abbastanza piccoli, cioè di chi ha... Quindi non dovrebbero intervenire, insomma, quindi è una situazione secondo me abbastanza residuale. Certo che se l'idea è che andiamo tutti a vivere all'estero, cioè vuol dire, è un po' paradossale come situazione. Certo che è vero che in alcuni paesi c'è un trattamento fiscale particolarmente favorevole, quindi è del tutto evidente che ad alcune persone conviene. Poi bisogna vedere se il livello dei servizi sono adeguati, perché c'è sempre il tema, no? Che quando non paghiamo le tasse ci dà fastidio, soprattutto quando le paga solo una parte della società. Però le tasse dovrebbero servire per fare prestazioni di carattere. Ma il problema è che adesso se tu vivi all'estero non contribuisci al sistema, non è che puoi avere, diciamo, perché è una sorta di... Cioè, magari poi stai all'estero finché stai bene, poi rientri quando stai male per godere le prestazioni. Dopo bisogna anche dire che la vecchia pensione sociale, che adesso si chiama assegno sociale, che è una prestazione di tipo non previdenziale ma assistenziale, se uno va all'estero la perde completamente, perché il requisito è quello di abitare qui nel nostro paese. C'è un'integrazione che lo Stato dà, certo. Ma però chiaramente se non abiti più qua, lo Stato dice io questa parte qua. Quindi informatevi bene sostanzialmente. Sì, prima di fare operazioni del genere è meglio informarsi. Esatto. Non preoccupatevi, c'è solo una certezza, tutto c'è una fine, ed anche a questi nostri burocrati prima o poi tutto tornerà con gli interessi. Filosofia. Tornando a noi, quindi agganciandoci al discorso della legge di stabilità, andiamo nello specifico, quali sono state quindi le... Sulla legge di stabilità è la nota positiva che grazie però all'azione fatta dal sindacato dei pensionati è stato l'innalzamento della no tax area, cioè l'area esente da tasse per quanto riguarda i pensionati. È stato un risultato, sì, ne siamo contenti, ma purtroppo un piccolo risultato che porta benefici soprattutto a chi ha pensioni, che ha meno di 75 anni e pensioni annuali che sono dai 7.500 ai 7.750 euro per chi ha meno di 75 anni, e per chi ha più di 75 anni invece tra i 7.750 euro annui sto parlando e gli 8.000 euro. Ecco, a questa tipologia anche un po' superiore fino, insomma, ha coperto, diciamo, ha dato qualcosa ai pensionati che sono fino ai 15.000 euro annui di pensione. Sto parlando di annui lordi di pensione. Noi naturalmente siamo contenti, come dicevo poco fa, per carità è stato un piccolo passo avanti, ma i nostri pensionati stanno scontando il fatto che la rivalutazione così come funziona adesso non è adeguata a consentire alle pensioni, ai trattamenti pensionistici di mantenere inalterato il loro potere d'acquisto nel corso degli anni. Hanno perso negli ultimi 15 anni, ci dicono le statistiche, il 30% e con questo 30% naturalmente dobbiamo fare i conti. Con 35 anni di contributi più 8 anni figurativi, posso chiedere la pensione anticipata e quanto tempo dopo arriverà? Grazie, Fausto da Verona. 35 anni di contributi più gli 8 figurativi, 35 più 8 fa 43, è un uomo. Per gli uomini nel 2016 la pensione anticipata si ottiene con 42 anni e 10 mesi di contributi, quindi che vada al patronato Inca e si informi perché dovrebbe starci dentro. Ma sempre la minima però. Quello dipende dai contributi che ha versato naturalmente, perché poi questo signore dovrebbe stare nel sistema misto, quindi non lo so, dipende anche se aveva già i 18 anni di contributi versati nel 1992, insomma con gli anni ci siamo, perché la pensione anticipata
per gli uomini 42 anni e 10 mesi contributi, per le donne 41 anni e 10 mesi. E l'età però per sapere, naturalmente bisogna fare un conto su quello che è il suo, bisogna vedere il suo estratto conto contributivo per capire la sua situazione, e soltanto il patronato INCA gli può fare un conto esatto da questo punto di vista. Ci sono ancora migliaia di esodati, arriva un messaggio prima. Hanno fatto la settima salvaguardia, anche se sugli esodati va fatto un discorso un po' particolare, nel senso che il tema esodati è un tema che nasce da un errore concettuale realizzato dalla signora Fornero. Uno dei tanti errori concettuali. Ma qui proprio un errore pacchiano, cioè, perché al momento della legge Fornero c'erano in Italia centinaia di migliaia di persone che avevano fatto degli accordi con lo Stato, dove si vedeva, dove c'era interessato il datore di lavoro, il lavoratore, il Ministero, attraverso gli uffici decentrati, dove si definiva un percorso per raggiungere l'età pensionabile. Quindi il lavoratore versava dei contributi aggiuntivi e aveva, diciamo, un sentiero segnato per arrivare al momento del pensionamento. Ma questi non erano solo atti realizzati tra le parti, tra il datore di lavoro e il lavoratore, ma in moltissimi casi, nella stragrande maggioranza dei casi, erano atti che erano stati sanciti da un verbale all'ufficio provinciale del lavoro. Quando la Fornero fece la legge che allungò il periodo, questi signori che avevano il traguardo a 2 anni se lo videro spostati a 3, a 4, a 5, cioè non potevano più accedere alla pensione, quindi si ritrovavano in una situazione senza salario, senza stipendio, senza pensione, perché la Fornero gli aveva allungato il periodo. Bastava che fosse introdotta una norma che dicesse tutti quelli che stanno in questa condizione mantengono il diritto, e da lì è scattato il meccanismo delle salvaguardie, perché era del tutto evidente che tu non potevi lasciare queste persone a casa. Adesso siamo però all'8ª salvaguardia, vuol dire che il meccanismo alla settima salvaguardia. Però ma ce ne sarà anche un'ottava, perché sì, è un meccanismo poi che si riproduce, e qui su questo tema si apre anche un ragionamento tra le forze sociali, perché è chiaro che se tu anche in periodi successivi hai giocato su questa roba, giocato è un brutto termine, cioè hai fatto operazioni rischiose da questo punto di vista, contando sull'andata in pensione, e poi magari si è allungata perché sempre la Fornero prevede che ci sia l'adeguamento dell'età, e quindi tu rincorri ma non vedi mai quel traguardo lì. Questa è una cosa che, cioè, secondo me anche qui siamo in presenza di una idea, perché poi teniamo presente che in Italia non abbiamo un sistema sociale, come diceva prima bene Maria, che intervenga su queste persone che oramai nel mercato del lavoro non possono più rientrare, perché chi è che riassume uno da 60 anni nel mercato del lavoro oggi? È tutto ipotetica, salvo rare. Sono nuove partite. Quindi questo telespettatore qua, secondo me adesso bisogna vedere se rientra nel regime delle salvaguardie, perché vengono adesso recentemente, appunto con la legge di stabilità, è stata fatta un altro pezzettino, e speriamo che finisca questa storia, perché si rischia poi che c'è sempre una salvaguardia. È allucinante. Torniamo su questi temi, pubblicità, pochi secondi.